Attentato terroristico in una missione in Mozambico, uccisa la suora comboniana Maria De Coppio, 83 anni, originaria della Marca, scampati all'agguato 2 sacerdoti della diocesi di Pordenone, Concordia Sagittaria. I poveri ci apriranno le porte quando andremo al di là, lo diceva Suor Maria nell'ultimo messaggio vocale al parroco di Ramera di Marino di Piave. Sciocco e cordoglio tra il paese e Vittorio Veneto, dove in tanti conoscevano la donna. Ore di angoscia per Don Loris e Don Lorenzo, sopravvissuti alla strage, in fuga. In un messaggio durante l'attacco Don Loris si era già preparato alla fine. Ho perdonato, scriveva, chi mi ucciderà. Nuova tragedia della strada nella Marca, 51enne di Gairine sbanda con il furgone a Marino di Piave e si schianta contro il rimorchio di un trattore, nulla da fare per l'uomo. Il tavolo in prefettura sulle bande di ragazzini che si danno appuntamento in città, come accaduto sabato scorso, disposti controlli straordinari fin da questo sabato. Caro Bollette, dopo aver minacciato di chiudere il municipio, il sindaco di Fara Perencin scrive una lettera al premier Draghi, situazione insostenibile, scrive intervenga il governo. Dopo record di ascolti per la diretta della cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, domenica prossima nuovo appuntamento da non perdere su Antenna 3 dalle 15, la diretta per raccontarvi la messa solenne di ringraziamento. Il 24 settembre Red Canzani in concerto per la prima volta nella sua Silea per ripercorrere le tappe e i successi della sua carriera. Ci sarà anche un duetto virtuale con il compianto amico di sempre, Stefano Dorazio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano. La tragedia avvenuta in Mozambico la scorsa notte, ne abbiamo parlato nel corso della nostra prima edizione. L'attentato terroristico jihadista è nella missione in Mozambico e la morte con un colpo alla testa, un colpo di arma da fuoco alla testa della suora trevigiana, originaria di Ramera di Marino di Piave, Suor Maria De Coppi. Il dolore del parroco del paese che ci fa ascoltare anche l'ultimo vocale della religiosa qualche giorno fa. E la povertà che ho visto oggi, qui siamo in mezzo a un popolo lontano, un po' da tutto, no? E in mezzo ai poveri, ma pronto, il Signore nel Vangelo oggi ci dice che saranno loro che ci apriranno le porte per domani, quando andremo al di là. Nell'ultimo messaggio vocale inviato a Don Adriano, parroco di Ramera, Suor Maria De Coppi racconta il senso profondo della sua missione, quella che 59 anni fa, giovanissima, l'aveva portata in Africa a servizio delle popolazioni più diseredate, donne e bambini. All'amico prete, la religiosa 83enne, poco meno di una settimana fa, confidava anche alcuni suoi pensieri che oggi assumono un significato preciso. Anch'io ho speranza in quello lassù, che a lui niente è impossibile. Una fede incrollabile quella di Suor Maria, che si è trovata davanti all'orrore poco dopo le 21, quando un comando jihadista ha fatto irruzione a Kipene, distretto di Memba, nel nord del Mozambico, incendiando una scuola elementare, alcune abitazioni e la chiesa cattolica. Qui nella casa di Dio l'83enne è stata colpita da un'arma da fuoco, forse un proiettile alla testa, mentre altri religiosi sono riusciti a darsi alla fuga. Già, i preti sono andati a nascondersi in cucina e non sono stati colpiti, mentre lei era in chiesa e lì è stata raggiunta. Le ragazze convinte sono state mandate a casa ieri sera e ne erano rimaste soltanto 2. I due preti sono Don Loris Vignandella di Corva di Azzano X e il portogruarese Don Lorenzo Barro, missionari della diocesi di Pordenone Concordia Sagittaria. Lo stesso Don Loris, in un messaggio nella chat delle missioni, ha riferito in tempo reale che stavano incendiando le case. Se non vi risento ne approfitto per chiedervi scusa delle mie mancanze. Le sue drammatiche parole: ho perdonato, chi mi ucciderà, fatelo anche voi. La diocesi ha confermato in queste ore che sono entrambi vivi e che hanno raggiunto la provincia di Nacala. Da settimane in quella zona la tensione era al massimo, sapeva cosa stava andando incontro, spiega un nipote. La preoccupazione di Suor Maria era crescente e non la nascondeva ai suoi cari. Lo stesso centro missionario era stato evacuato poche ore prima dell'attacco terrorista, costato la vita anche a un capo tribù. Originaria di Santa Lucia di Piave, Suor Maria ha vissuto l'infanzia proprio a Ramera, in questa casa oggi abbandonata. Qui è sempre ritornata, ritrovando i familiari in un'abitazione poco distante. A piangerla sono la cognata Ivana e i nipoti Michele e Roberto. A pochi passi c'è un'amica d'infanzia. L'ultimo viaggio in paese poco meno di un anno fa. Come una volta, quando si era giovani, prima che andasse suora, si era amiche. Io abitavo qua e lei abitava là, si era tanto amiche, sempre, con tanta passione, tanta. Merita
la Malaia d'Oro. Con Don Adriano il rapporto era periodico, a unirli anche il filo della solidarietà. Sono commosso, perché per me era una donna splendida e mi spiace molto di averla persa. In quel messaggio vocale il senso di una vita, ma anche il legame profondo con la sua terra di origine. Un caro saluto, tutto di bene per Ramera, salutami tutta la parrocchia e un caro saluto e continuiamo uniti nella preghiera e voglio ringraziare quelli che ci hanno aiutato e ci aiuteranno, perché veramente qui andiamo avanti con la provvidenza di Dio che non ci manca, che ci aiuta sempre. Il cordoglio della diocesi e del vescovo, la storia di Suor Maria ricorda da vicino quanto è successo a padre Cosma Pessotto, morto nel 1980 e il Salvador è dichiarato beato a inizio anno. Si era convinta di essere, per così dire, protetta dal fatto di essersi ormai radicata nell'ambiente, di avere una fama, diciamo così, di aiuto dalla popolazione. Di fatto non è bastata. Suor Maria de Copi era un punto di riferimento per le missioni in Mozambico. In quel paese aveva trascorso buona parte della sua esistenza. Forse, dopo una vita coltivata a fare il bene, pensava di essere al riparo dalla violenza più cieca. E si era, per così dire, totalmente donata alla sua missione e al popolo mozambicano, e nello stesso tempo fa capire anche quanto sia una brutta cosa la violenza e la guerriglia, perché non risparmiano nessuno, non risparmiano neanche coloro che si dedicano al bene della popolazione. La vita straordinaria di Suor Maria è stata per molti fonte di ispirazione, dice il direttore del giornale diocesano. Suor Maria era una figura così molto amata, molto apprezzata e soprattutto una consacrata che stava donando la sua vita per il bene dei fratelli e delle sorelle. Credo che questa morte venga a interpellarci una volta di più dentro un anno che ci ha visto celebrare a inizio gennaio la beatificazione di padre Cosma Pessotto, un altro nostro diocesano che è morto, in questo caso in Sud America, ancora una volta per la passione del Vangelo e per essere vicino agli uomini e alle donne della sua comunità. Due storie simili, quella di Suor Maria e di padre Cosma, originario di Mansué e ucciso a El Salvador nel 1980. Per il vescovo però non va persa la speranza nel senso di queste missioni. Il sangue di coloro che hanno dato la loro vita fino alla fine, fino alla morte, per nient'altro che una dedizione, una solidarietà, un amore verso il Signore, verso la popolazione, certamente sarà seme di speranza, seme di vita, seme di comunione e di carità. L'ultima volta di Suor Maria in Italia nel 2021, quando si era raccontata in una lunga intervista alla Tenda TV. Ne sentiamo qualche stralcio e una intervista nella quale anche raccontava di un agguato al quale era scampata. Sono Suor Maria de Copi, una missionaria comboniana, e sono di questa da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Si presentava con queste parole nell'ottobre dello scorso anno Suor Maria de Copi nell'intervista realizzata dalla direttrice del centro missionario diocesano di Vittorio Veneto, Maria Grazia Salmaso. La partenza da giovanissima, 59 anni fa, un viaggio per mare di 31 giorni per raggiungere la provincia del Mozambico divenuta la sua casa, Nampula. Momenti belli e momenti duri, raccontava la missionaria comboniana, che era scampata tra i precedenti agguati e aveva ripercorso il più drammatico. Io ricordo un'imboscata che ho preso e in quel giorno sono morte 17 persone. Si viaggiava in convoglio, no? Sì. E poi si è sentito sparare e tutti hanno tentato di fuggire. E anch'io sono scesa dal carro, dalla macchina, ho tentato di arrestarli per terra perché non si poteva scappare in piedi perché arrivavano le palottole, no? E mi ricordo che lì ho gridato, ho detto: Signore, salvami,
non lasciarmi morire qui sotto le pallottole. Ha vissuto il tempo della guerra e quello della pace, Suor Maria. Cos'è che accade? Cioè questi guerriglieri arrivano e uccidono chiunque? Succede e ammazzano e distruggono le chiese, distruggono le scuole. Anni particolarmente duri gli ultimi 3, spiegava. Lei, impegnata nell'aiutare la popolazione locale, dove le comboniane gestiscono un convitto e aiutano come possono le famiglie in fuga dai conflitti o messe in ginocchio dalla carestia, padri e madri che non hanno nulla da dar da mangiare ai figli. Poi vengo in Italia e vedo che qui non manca niente e si lamentano. Dico, ma come? Aiuti materiali, ma non solo. Bisogna saper ascoltare, diceva, nel profondo. Quando senti la storia, la loro vita, senti che c'è una presenza di Dio anche in loro. Quando sono andata giù le prime volte nel tempo coloniale, no? Loro si sentivano come disprezzati perché è nero. Mi dicevano, Suor Maria, e sta pelle qui? Questa pelle qui, io dicevo, Signore, fammi nera, perché mi feriva sentirli così, dico, ma non sono persone come noi? Quella dell'ottobre scorso è stata la sua ultima volta in Italia. Continuiamoci a sentirci uniti, no? Uniti anche nella preghiera che non conosce distanze, no? Eppure l'amore non conosce distanze, no? Io ritorno molto volentieri e ormai ho vissuto là, è la mia terra. E una preghiera per me e per il mio Mozambico. Chiudiamo questa tragica pagina dedicata purtroppo alla morte di Suor Maria, ma c'è ancora la cronaca e purtroppo un'altra tragedia, ma parliamo di tragedie sulla strada, continuano purtroppo nella Marca, bisogna aggiornare quello che è ormai un bollettino di guerra. L'ultima vittima, Luca Cappellotto, 51enne di Gaiarine, lo schianto del suo furgone con un trattore stamane a Marino di Piave. Erano le 10 del mattino a Marino di Piave quando Luca Cappellotto, a bordo del suo furgone lungo via Distrettuale, ha invaso l'opposta corsia di marcia schiantandosi contro un trattore, scontro frontale che ha pagato con la vita. Illeso invece l'autista del mezzo agricolo. Curva maledetta, quella all'altezza del civico 45, un manto stradale bagnato dalla pioggia della mattina e segni sulla strada di un evidente tentativo di frenata da parte di Luca Cappellotto. Tanti gli elementi al vaglio della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente. Io sono arrivato per andare a ritirare dei referti e ho trovato la scena dell'incidente, tutto qui. Cosa hai visto? Cosa ho visto? Ho visto il trattore che era fuori strada con la macchina praticamente piantata dentro col furgone piantato sul muso del trattore. Luca Cappellotto, marito e padre di 2 figli, viene ricordato dal sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, come un uomo sempre disponibile, pronto a dare una mano, una comunità che si stringe nel silenzio di una tragedia che qualcuno dice si poteva evitare. Questo tratto di strada è di una pericolosità eccezionale. La gente arrivando da bocca di strada trova un ritinino, corre da matti effettivamente, poi ci sono 2 curve pericolosissime. Stiamo piangendo la nonna vittima, penso che sia ora di intervenire. Mi auguro che chi di dovere, ripeto, la provincia e la regione faccia finalmente qualcosa, perché noi siamo stanchi di subire, di vedere continuamente queste vittime sullo stato di strada, di questa via distrettuale, maledetta via distrettuale. E adesso il tavolo, torniamo a Treviso in prefettura sulle bande di ragazzi che si danno appuntamento in città, come è accaduto sabato scorso, disposti controlli straordinari fin da questo sabato con pattuglioni misti di polizia locale e forze dell'ordine. Rafforzamento dei controlli nel centro cittadino e massima attenzione per prevenire e sanzionare ogni comportamento incivile è la linea dettata dal tavolo che si è riunito questa mattina in prefettura su iniziativa del sindaco Mario Conte per prendere posizione sul maxi assembramento di giovani di sabato scorso in città, ragazzi che si sono dati appuntamento in centro per affrontarsi e che sono stati tenuti a bada dal massiccio dispiegamento di forze dell'ordine messo in campo. La nuova stretta già dal prossimo fine settimana. La presenza in massa di questi ragazzi ovviamente ha fatto preoccupare, ha creato delle situazioni certamente antipatiche. Ci organizziamo per il sabato prossimo con un piano straordinario di controlli che richiama il piano che avevamo messo in campo di fatto l'autunno scorso e l'inverno scorso, quando c'era stata qualche altra situazione, quindi la situazione diciamo che è sotto controllo. Saranno ulteriormente rafforzati i dispositivi di controllo del centro, dunque dell'autostazione e della stazione ferroviaria di Treviso, fa sapere in una nota il prefetto Angelo Sidoti, che mette in guardia sarà prestata massima attenzione nei riguardi di ogni atteggiamento o iniziativa che possa turbare la quiete pubblica o essere fonte di pericolo per l'incolumità delle persone.
Il Questore ha già annunciato durante il comitato che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ci sarà un tavolo tecnico tra tutte le forze di polizia, in modo tale da capire quanti uomini saranno messi in campo. Noi metteremo più uomini possibili, stiamo parlando di una ventina di persone, sia in borghese che in uniforme, più un rafforzamento ulteriore della centrale operativa con 2 operatori dedicati a controllare tutta la videosorveglianza. Quello che ho chiesto al tavolo tecnico è anche di fare pattuglie miste, quindi ci saranno pattuglie della polizia locale insieme a Guardia di Finanza, Carabinieri e Questura, quindi questo è sicuramente un valore in più che darà qualità ulteriore al servizio del sabato pomeriggio. Specifici controlli saranno tra l'altro messi in atto per far rispettare il divieto di vendita e somministrazione di alcol ai minori. Sono certo, dice il sindaco Conte, che i ragazzi non ci deluderanno, ma eventuali condotte fuori legge o sopra le righe non saranno tollerate. Se ci saranno ancora comportamenti di quel tipo, ovviamente saremo costretti a intervenire con denunce, segnalazioni e con le conseguenze che purtroppo questi ragazzi dovranno subire, che sono eventuali sanzioni o condanne. Richiamo la responsabilità anche ai genitori, perché è responsabilità loro sapere cosa stanno facendo i loro figli al sabato pomeriggio. Adesso il caro energia. Su carta intestata del comune di Farra di Soligo, il sindaco Mattia Perencina ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi. Le bollette di luglio stanno avendo un impatto devastante sul comparto industriale, artigianale e sulle imprese in genere, ma anche sulle famiglie e sul bilancio, scrive il primo cittadino che nei giorni scorsi, a tal proposito, lo ricorderete, proprio nel nostro servizio aveva minacciato di chiudere il municipio. Ritengo fondamentale un immediato intervento del governo per fissare un tetto al prezzo del gas nel tentativo di fermare le speculazioni e abbassare drasticamente i costi di gas e luce per famiglie e imprese. Queste le parole di Perencin scritte in una lettera indirizzata a Mario Draghi. E sul tema del caro bollette torna anche il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, che rivediamo, che guarda alle risorse del PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. I progetti già previsti per i territori vanno preservati, ma, dice Conte, dobbiamo aprire una discussione sul sostegno alle famiglie. Sentiamolo. I soldi già destinati alle amministrazioni pubbliche hanno il loro percorso e non si può in questo momento fermare. Certo, oggi i nostri cittadini non pagano le bollette con i fondi del PNRR, ma l'attenzione si è spostata su altri tipi di risorse, perché le bollette le devono pagare in questi giorni, il 12 devono mandare i figli a scuola, devono comprare i libri, devono comprare le cartelle, devono accendere i riscaldamenti, quindi è ovvio che il ragionamento corre su 2 binari. Uno sono i fondi del PNRR che guardano al futuro dei nostri territori, però non dobbiamo perdere di vista il presente. Il presente è fatto da grandi nubi, da grandi problemi, da grandi preoccupazioni per le nostre comunità, e se dovesse servire rivedere qualche aspetto dei fondi del PNRR, non certo quelli già destinati, che ripeto sono già avviati verso la realizzazione dei cantieri, io posso anche essere d'accordo, nel senso che dobbiamo dare una risposta immediata ai nostri cittadini per quanto riguarda il pagamento delle bollette, per quanto riguarda i costi della vita e per quanto riguarda il lavoro. Ancora energia, rincari e politica, subito dopo una brevissima, davvero brevissima pausa pubblicitaria. Di nuovo in diretta parliamo di politica ma anche di rincari, e ovviamente il caro bollette ma anche il lavoro sono tra i temi cardine del Partito Democratico, che ha fatto incontrare i candidati del Veneto ai cittadini veneziani ieri sera. I candidati del Partito Democratico incontrano gli elettori in un appuntamento promosso dai giovani democratici della città metropolitana di Venezia alla Scoletta dei Calegheri di San Tomà. Tanti i temi all'ordine del giorno, a partire dall'aumento esponenziale delle bollette che rischia di mettere in ginocchio il Paese. Il governo sta intervenendo a sostegno di famiglie e imprese, ha detto Andrea Martella, e il Partito Democratico ha stilato un programma preciso. Raggiungere il tetto del prezzo del gas a livello europeo, per inserirlo anche a livello nazionale, per raddoppiare il credito d'imposta a favore delle imprese, per fare dei contratti di luce sociale, e cioè dimezzandone i costi per le famiglie meno abbienti. Poi l'occupazione, un tema tradizionalmente caro al Partito Democratico. Lotta al precariato, sicurezza sul lavoro, taglio della burocrazia e alleggerimento del fisco. Bisogna che il lavoro sia tutelato, rispettato e abbia dignità, e quindi siano garantiti i diritti dei lavoratori. Quando dico questo, in questa terra io penso anche ai lavoratori autonomi,
perché bisogna riconoscere dignità anche a tutti coloro che lavorano in proprio, le partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli artigiani, coloro che hanno un lavoro in proprio, un'impresa, perché anche loro lavorano tutti i giorni e contribuiscono alla ricchezza del Paese. Il PD rivendica il sostegno al governo Draghi, fatto cadere in Parlamento da Lega e Forza Italia, e marca le distanze che lo dividono dalla coalizione di centrodestra. Noi siamo con le grandi liberal democrazie, gli altri stanno un po' con Putin e un po' con Orban. Noi siamo dalla parte dei diritti delle persone, gli altri sono dalla parte di qualche discriminazione in più. Noi siamo dalla parte della scienza, dall'altra parte hanno lavorato per negare i cambiamenti climatici dal punto di vista ambientale o dal punto di vista scientifico per strizzare l'occhio ai Novax. A proposito di Fratelli d'Italia, in queste ore in Veneto il tour di Guido Crosetto. Un tour del Veneto che parte da Padova per parlare di politica, ma soprattutto di economia a sostegno del tessuto imprenditoriale. Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, affronta come primo punto il tema del caro energia. Questo Paese non può permettersi di perdere neanche un'attività economica. Usciamo da un periodo difficile e ricostruiamo, teniamo in piedi il Paese se regge l'economia. È molto più importante l'insieme delle aziende di 1000 PNR. Bisogna agire subito, spiega da imprenditore. Per fermare il caro bollette l'unico modo di intervenire è con un intervento pubblico. Si può fare immediatamente utilizzando i fondi europei, quelli che non abbiamo speso della programmazione scorsa, per cui andrebbero restituiti in Europa. È importante farlo subito, non aspettare neanche una settimana, e per quello deve farlo non il futuro governo, perché non ci sono 2 mesi di tempo, deve farlo questo governo, dobbiamo pressare questo governo, non perché il prossimo non abbia le capacità di farlo, ma perché 2 mesi sono troppi. Sul tema dell'autonomia, caro al Veneto, riprende le parole della leader di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni è stata molto chiara, da una parte l'autonomia, dall'altra presidenzialismo, rafforzare di più il potere centrale, rafforzando di più il potere locale e la capacità di spesa locale, lasciando più risorse a livello locale. Se le due cose vengono portate avanti insieme, c'è il totale supporto di Fratelli d'Italia alle richieste di autonomia di una parte delle regioni. Fratelli d'Italia nell'ultimo sondaggio pubblicato da Demos Demetra è dato in Veneto al 30%, primo partito, seguito dal PD al 18,3%, staccando di molto l'alleato Lega, afferma al 14,4%. Crosetto però parla di unica squadra di centrodestra e allontana l'ipotesi di fare il premier. Sbagliano a fare il mio nome in qualunque posizione, da ministro, non mi sono neanche candidato, cosa vogliono di più? Quindi continuo a dare il mio appoggio dall'esterno, da persona che si occupa di problemi concreti, che deve lavorare tutte le mattine per guadagnarsi il pane, ma che pensa che questo Paese si salvi se tutti insieme diamo una mano in quello che possiamo e sappiamo fare. Il caro energia resta tra i punti chiave dei programmi dei partiti alle elezioni. Allora sentiamo dalla prima edizione di oggi le proposte in sintesi di impegno civico, più Europa e anche noi moderati. Noi come impegno civico abbiamo proposto al governo appena insediato di ridurre l'80% del costo delle bollette. La bolletta tornerà a costare a livelli di pre-crisi. Abbiamo già trovato i fondi, abbiamo già trovato i finanziamenti, non andremo a pesare sul bilancio dello Stato perché non si può di nuovo pesare sulle tasche dei cittadini. È possibile che la bolletta torni a costare l'80% in meno. Chiaramente perché non può farlo questo governo subito? Perché il governo non è a pieni poteri, non è un governo come l'abbiamo sempre conosciuto, è un governo dimissionario che fa riferimento ad un Parlamento sciolto, quindi al prossimo governo impegno civico con la sua proposta di legge proporrà subito il taglio delle bollette dell'80%. E poi ci sono le misure a più lunga gettata che si possono fare subito invece, però serve ora, proprio per la tipologia di situazione in cui siamo, serve tutta la maggioranza parlamentare, ossia andare in Europa e
e stabilire un tetto del gas. Che cosa propone più Europa in questo senso? Subito un'azione di intervento immediata a livello comunitario, tetto del gas per proteggere soprattutto le fasce più deboli, coloro che si trovano più esposte, e non penso semplicemente alle famiglie ma anche proprio alle imprese. Pensiamo, io sono di Venezia, io vivo a Venezia, pensiamo alle vetrerie di Murano, quelle storiche che stanno chiudendo i battenti perché hanno visto quintuplicare le proprie bollette, proprio quelle del gas. E poi serve un'azione di rilancio più a lungo termine, cioè pensare oggi da qui a 10, a 15 anni, con che cosa? Soprattutto con il recupero delle risorse naturali, penso per esempio alle risorse idriche, utilizzare tutti quelli che sono gli invasi, sia per fronteggiare ciò che abbiamo visto quest'estate, un elemento di siccità. Siamo all'interno di una problematica generalizzata ambientale, quindi guardare all'economia circolare, alla diversificazione delle produzioni green e a livello europeo, sostenute da agevolazioni fiscali. Io vorrei chiedere, mi dispiace che non ci siano esponenti del 5 Stelle, perché ancora non sono state aperti quei gasdotti che abbiamo in Adriatico a 40 km da Venezia, che davano un indotto di 40 milioni di tonnellate di gas. Ci sono tutta una serie di iniziative che possono essere fatte, senza parlare delle bollette stesse. Forse non tutti sanno, io ho avuto, grazie al presidente Luigi Brugnaro, occasione di approfondire la materia. La bolletta del gas e dell'energia deriva da una disciplina normativa che è sbagliata e che genera quindi l'extra profitto. Se questa normativa viene corretta, l'autogenerazione della bolletta può essere gestita togliendo il 50% del costo di ricaduta sulle famiglie immediatamente. Il resto del costo poi sarà onere dello Stato, che ha tutti i mezzi economici. Sappiamo che ci sono stati extra profitti, ma ci sono profitti ulteriori importanti, e che chi sta governando in questo momento lo sa bene, che possono andare a compensare questi costi. A proposito di Coraggio Italia e di Luigi Brugnaro, ieri sera a Mestre la presentazione proprio del suo libro Ci giudicheranno i bambini. È un Luigi Brugnaro tutto tondo, quello che si racconta all'M9, l'aneddoto del papà Ferruccio, operaio sindacalista storico del petrolchimico di Porto Marghera. Mio papà è una persona libera che mi ha dato la libertà, non mi ha dato niente. Il padre gli ha insegnato ad andare oltre i propri limiti, superando paure e inquietudini con coraggio e forza, racconta. Uno dei segreti non è quello di fare una vendita, non è quello di convincere una persona, quello di farsi votare, ma è quello di dimostrare che non hai imbrogliato. La questione non è vincere, è essere coerenti dopo che hai vinto. Tra le proposte elettorali di Coraggio Italia, la riforma giudiziaria, dando poteri penali al giudice di pace. Che può dare al massimo 10 giorni di cella, pagato dalla città metropolitana o del comune, dalla collettività. Conferendo maggiore autonomia anche al sindaco. Dobbiamo avere delle deleghe. Io devo rispondere e voglio rispondere, personalmente anche, ma di cose che realmente ho la responsabilità di fare. Ambiente, sì ai termovalorizzatori, ecco perché, spiega. Perché è oggi la tecnologia più ecologica che si può pensare. Non c'è nessuno che vuole sporcare l'ambiente. Fondamentale per essere informati e comunicare la credibilità dell'informazione, dice. Apprezzo sempre quelli che fanno le pulci a me, tra l'altro, perché poi alla fine finisco sempre io nella graticola. La sua stima personale, due veneziani del passato e del presente. Massimo Cacciari, oltre ad essere un filosofo, una gran brava persona, Gianni De Michelis, che lo scopro io. Cioè, ha messo Venezia, forse l'ultimo grande politico che ha fatto fare delle cose a Venezia. Sul futuro della leader di Fratelli d'Italia non ha dubbi, sarà la prossima Presidente del Consiglio, dice. Se i numeri saranno questi, spero che si stanno facendo qualsiasi offesa e stanno cercando in qualche modo di incutere chissà che terrore. Ripeto, io la conosco bene. Il suo appello agli elettori, il 25, andate a votare. E il rischio è quello che io cerco di debellare, l'abbandono. Cioè, il ragazzo che non vuole andare a votare, devo convincerlo ad andare a votare, dopo gli dirò anche di votare per me, ma prima dico va a votare. Lasciamo la politica, torniamo a Treviso, la protesta dei Vigili del Fuoco in tutta Italia davanti alle prefetture. A Treviso, in Piazza dei Signori, per chiedere al governo riforme sostanziali del corpo a fronte di uno dei gravissimi problemi, la carenza di organico, ma non è l'unico problema. Sentiamoli. Noi siamo sempre a vostra disposizione
e speriamo che lo Stato si ricordi di noi, sia per l'organico, sia per un fattore economico, perché anche noi abbiamo delle famiglie, sia per la nostra tutela pensionistica, per un futuro, per poter dare a chi ha lavorato tanto il giusto compenso economico per proseguire la propria vita. Scesi in piazza per manifestare, i vigili del fuoco chiedono modifiche al sistema normativo del corpo, interventi che regolamentino il sistema previdenziale, una revisione del sistema di ruoli, ma soprattutto norme sulla sicurezza e la salute per gli operatori del soccorso tecnico urgente, sempre in prima fila. Non ultimo, un'importante modifica del sistema di turnover in previsione dei futuri pensionamenti, nei prossimi anni circa 5.000 unità, e per far fronte in modo efficiente ai cambiamenti climatici, ormai non più trascurabili, che anche quest'estate hanno impegnato in modo consistente gli uomini e le donne del corpo. Un'estate veramente difficile da gestire a livello operativo per noi vigili del fuoco, perché ci siamo trovati in condizioni di inferiorità numerica di operativi, che sono quelli che proprio vanno sull'intervento. Se una prima partenza è fuori per un incendio grande, non riusciamo da soli a fronteggiare un altro incendio o un incidente stradale. Gli interventi sono tanti, ma gli uomini sono pochi. Non si dà una risposta corretta al cittadino per quello che riguarda la sicurezza. Noi non siamo qua come vigili del fuoco, vigili del fuoco, a lamentarci. Noi siamo qui a gridare insieme al cittadino di dare un aiuto veramente concreto al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, anche dal mondo politico che verrà eletto dal 25 di settembre in poi, di riconoscere veramente i Vigili del Fuoco, perché noi stiamo gridando aiuto. Aiuto vuol dire non quando noi andiamo verso il soccorso delle persone, ma aiuto vuol dire che noi in questo momento abbiamo bisogno della popolazione, pur essendo più amati in tutta Italia, non abbiamo quella dimostrazione del mondo politico che siamo veramente un corpo amato dallo Stato. Torniamo a parlare dei rifiuti scaricati a metà luglio nel fiume Monticana, Vittorio Veneto. Ieri abbiamo fatto vedere il servizio, insomma la segnalazione della residente. Oggi abbiamo sentito Savno e il problema è stato risolto. Erano soprattutto rifiuti urbani, di gente che invece di consegnare i rifiuti al porta a porta preferisce buttarli via, portarli in giro per il paese e buttarli nel fiume, incivili. Incivili che avevano gettato rifiuti di ogni tipo nel gretto del fiume. Vestiti, scarpe, piatti, tappeti, sacchi dell'immondizia e addirittura un asse da stiro, come avevamo raccontato ieri nel nostro servizio. Tutto rimosso dopo il primo parziale intervento effettuato l'11 agosto. E già stamattina presto sono stati rimossi tutti i rifiuti, però c'era un problema, perché quelli a sponda fiume si possono raccogliere, quelli dentro il letto del fiume non si potrebbero raccogliere. Bisogna prima parlare con il proprietario del fiume, col genio civile, dopodiché si può provvedere. L'11 di agosto avevamo già fatto la prima rimozione, non quella del fiume perché dovevamo aspettare l'autorizzazione, l'abbiamo chiesta, abbiamo chiesto tutto e adesso l'abbiamo fatta, ma l'avevamo già. Dura la reazione del presidente della Savno, che promette che scatterà la denuncia penale per danno ambientale appena l'identità del responsabile sarà accertata. Già in atto le indagini. Persone che agiscono in questo modo ce ne sono, continua il presidente. La multa non basta, purtroppo non cambia le loro abitudini. E se abbiamo qualche dato le posso garantire che passa sul mio tavolo e viene firmato subito l'ordinanza per la multa e anche per la denuncia se serve. Il presidente chiede ai cittadini di segnalare sempre situazioni come queste e lancia un appello. Aiutatemi a sconfiggere questi cretini. Adesso a Silea Red Canzian dona alla sua città un appuntamento da non perdere, un concerto che permetterà di ripercorrere musicalmente le tappe e i successi della sua carriera, il primo nella sua città, un sogno dice che si realizza. Si torna a casa per la prima volta a fare un concerto veramente a casa, perché siamo in linea d'aria a 1 chilometro da casa mia e quindi è bellissimo che Silea, il sindaco, l'assessore abbiano accettato di fare questo regalo alla cittadinanza, perché era una mia voglia da tanto. Torna a casa Red Canzian, questa volta con un dono prezioso custodito negli anni dal canto della sua voce e le note del suo iconico basso. Un concerto il 24 settembre agli impianti sportivi comunali di Silea per ripercorrere le tappe e successi della sua vita e carriera, accompagnato virtualmente da tanti altri artisti. Nel concerto ci sono molti duetti virtuali
con Mario Biondi, con Enrico Ruggeri, con Marco Masini, con una sezione di fiati che ha lavorato con i Pooh tanti anni fa e soprattutto un duetto con Stefano Dorazio, il mio collega che non c'è più, ed è l'ultimo regalo che lui mi ha fatto prima di andarsene ed è ogni sera molto molto commovente, molto toccante, bellissimo perché quando alla fine esce dal video con quella mano che saluta è esattamente come l'ho visto l'ultima volta io. Una mano che saluta, oggi forse da un po' più in alto, quella di Stefano Dorazio, dopo 40 anni di palchi e ricordi. E in questo concerto, dalle forti emozioni, ad accompagnare Red Canzian, un team speciale. È un concerto in famiglia perché ho mia moglie in regia, mia figlia che canta e fa i cori, mio figlio che suona la batteria e poi ho 2 musicisti che sono come 2 figli anche loro, perché Alberto Milani è di Pordenone e Vanni Antonicelli è uno che è entrato con un tale entusiasmo nella mia vita che è bellissimo suonare con lui. Quando la passione supera ogni ostacolo, questo è il titolo del tour che poco tra le righe vuole gridare a una ripartenza anche personale dopo una difficile sfida che lo ha visto combattere questa volta fuori dal palco. È stato un anno poco divertente, nel senso che a gennaio, quando siamo partiti con le prove e la partenza del musical Casanova, che mi era costato 3 anni di lavoro, io sono stato ricoverato per 2 mesi in ospedale. Però da lassù qualcuno ha voluto che tornassi a fare il mio mestiere, le interviste come adesso. Una storia a lieto fine per un piccolo micio salvato dai vigili del fuoco, rimasto incastrato sotto il vano motore di un'auto a Corbanese, frazione del comune di Tarso. I soccorritori sono riusciti a estrarre il gattino ancora in vita e subito poi adottato da una persona che aveva assistito al salvataggio. Non un caso isolato quello di oggi, già tempo fa i vigili erano intervenuti infatti in occasioni simili, salvando cuccioli incastrati nelle auto e che hanno trovato sempre poi una famiglia in cui crescere. Andiamo adesso nel Bellunese. Partiamo dalla cronaca. Ci sono stati momenti di paura nel pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, all'incrocio tra via Mazzini e via Frisono, dove un'auto guidata da un uomo della provincia di Udine ha travolto la bicicletta condotta da un bimbo di 9 anni. La vedete in questa immagine. Il bambino, un trevigiano in vacanza con i genitori, è stato portato a Belluno per accertamenti. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Auronzo, intervenuti per rilievi, ma sembra che il bambino circolasse contromano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. E adesso torniamo a parlare di Papa Luciani, di Papa Giovanni Paolo I, dopo il record di ascolti domenica scorsa per la diretta della cerimonia di beatificazione appunto di Papa Giovanni Paolo I. Domenica prossima, 11 settembre, fra qualche giorno, un nuovo appuntamento da non perdere sempre su Antena 3, dalle 15 una nuova diretta per raccontarvi la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Albino Luciani. Ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus I, Papa, beati nomine imposterum appelletur, atque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'emozione è ancora viva in tutti i fedeli a quasi 7 giorni da un evento atteso da anni. E a Canale d'Agordo è il momento ora del grazie. Domenica 11 settembre alle 16 in piazza Papa Luciani verrà celebrata la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Giovanni Paolo I. Attese oltre 2000 persone per la cerimonia che sarà officiata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, assieme al Vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, al Vescovo Emerito di Belluno, Monsignor Giuseppe Andric e al Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. E come domenica scorsa, Antena 3 ci sarà per descrivervi minuto dopo minuto un'altra giornata di fede e festa. A partire dalle 15, in preparazione della messa, ci collegheremo in diretta con la piazza di Canale d'Agordo per raccontarvi la gioia e l'attesa dei fedeli prima della celebrazione. Poi, dalle 16, spazio alla cerimonia. Appuntamento dunque domenica dalle 15, un pomeriggio insieme con voi telespettatori per chiudere un simbolico cerchio attorno alla figura di uno dei pontefici più amati. Era di un'umanità incredibile. Le posso raccontare che ci riceveva nel suo salottino privato con le poltroncine rosse in similpelle, niente di lussuoso.
Chiudiamo con una brutta avventura, fortunatamente lieto fine per una famiglia toscana in vacanza sulle Dolomiti che dopo aver sbagliato un sentiero è stata costretta a passare parte della scorsa notte in una grotta a 2000 metri di quota sotto le tre cime di Lavaredo mentre imperversava un forte temporale. 4, padre di 51 anni, madre di 50 e 2 figli, una 22enne e un 13enne di Massa, avevano lanciato l'allarme al soccorso alpino poco prima della mezzanotte spiegando che erano in forte difficoltà. Erano partiti in mattinata per il giro delle tre cime in direzione del rifugio Locatelli, ma a un certo punto, come spesso purtroppo accade, avevano sbagliato sentiero smarrendosi. Mentre cercavano a sera di rientrare nel percorso giusto si è scatenato un temporale che li ha costretti a ripararsi in una grotta senza pile, bagnati e infreddoliti. L'allarme poi è scattato al soccorso alpino dove sono stati recuperati dai soccorritori di Auronzo e Dobbiaco. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. La settimana prosegue con condizioni meteorologiche molto variabili. Un'attiva perturbazione atlantica coinvolge il nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 8 settembre. Sul Veneto cielo dapprima nuvoloso o coperto con alcune schiarite. Il fronte instabile si sposta da ovest verso est con rovesci temporaleschi a carattere sparso, localmente molto intensi e con possibili grandinate. Precipitazioni in diradamento in serata. Temperature in calo, minime tra 15 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo grigio con temporali e piogge localmente abbondanti, anche forti, in particolare su pianura e costa. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime intorno ai 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, piogge sparse via via più diffuse. Nel corso della serata poi il tempo andrà migliorando. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.